La finale di Under 16 femminile della provincia di Treviso si è tenuta domenica scorsa a Casier. In campo Globus Team di Conegliano e Volley Istrana. Successo finale per il Globus che si è imposto nettamente per 3-0. Questo è quello che raccontano le ragazze della loro squadra. Questo è il nostro primo anno e si è creato il Globus Team, è un progetto che dura 4 anni, e è una squadra agonistica. E siamo in 9 ragazze che veniamo da, alcune di noi erano già alla Conegliano prima, l'anno scorso, e altre 3 vengono da 3 società diverse. Il Globus Team è un nuovo progetto nato a Conegliano atto a coltivare il giovanile in connessione con la società di Serie A della Zoppas. Sì, è un gruppo nato quest'anno, diciamo, per creare una continuità anche a livello giovanile agonistico per la SPES. Insomma, ci sono degli elementi interessanti, probabilmente arriverà qualche altra giocatrice per l'anno prossimo. Insomma, un progetto che ha 3-4 anni e quindi noi, questo è il primo, stiamo lavorando molto, i ragazzi si impegnano, fanno 5 allenamenti a settimana più 3 campionati, quindi Under 18, prima divisione e Under 16, e quindi insomma si stanno impegnando molto. Secondo me è giusto anche che abbiano dei premi tipo una finale provinciale, insomma. L'intento societario dunque è certamente quello di imporsi a livello provinciale e se possibile regionale, ma soprattutto quello di far maturare esperienza alle proprie ragazze. Quello che a noi ci interessa come Globus Team, come progetto nostro, è quello di approfittare di tutte queste circostanze per farle crescere, per fargli provare queste emozioni, e perché crediamo che sia l'unico modo per farle veramente diventare, oltre che delle buone atlete, anche delle persone mature con una forte autostima. Per quanto riguarda le seconde classificate del Volley Istrana, l'allenatrice si dice soddisfatta. Sì, sicuramente tenendo conto che è una squadra è cresciuta assieme dal mini volley, sono assieme quest'anno. Non tutti si sono allenati assieme, ci sono state delle ragazze che sono passate in prima squadra e ci siamo ritrovate alla domenica, al sabato per il campionato, quindi non è stato facile integrare tutto, però comunque siamo arrivati in finale nonostante questa sconfitta, così ci siamo arrivati. A confermare che questo gruppo è stato formato dal mini volley sono le atlete. Noi siamo insieme dal mini volley. Ci alleniamo, scherziamo, ci incontriamo anche fuori, siamo molto amiche da circa 5-6 anni e noi ce la mettiamo tutta sempre insieme. Le atlete del Volley Istrana giudicano così il risultato finale. Tutto sommato il secondo posto soddisfa. Potevamo fare meglio, siamo già contenti di essere arrivate qua perché benché non ci siamo allenate insieme mai durante quest'anno, mettere la squadra insieme alla fine è stato difficile, però anche nelle semifinali ci abbiamo messo il nostro cuore, credevamo che oggi potevamo dare di più, però è andata così, insomma è una finale, va bene così. Ma andiamo a conoscere il Volley Istrana, realtà emergente del settore femminile. Volley Istrana è una bella società, abbiamo molto il settore giovanile, abbiamo una prima squadra che ha giocato in prima divisione, dopo abbiamo under mini volley 12, 13, 14 e 16. Comunque insomma la finale ci siamo arrivati, speriamo sia uno stimolo anche per le giovanili nostre. A Treviso queste due realtà emergenti confermano lo stato di salute del settore femminile. Il comitato provinciale FIPAV sta lavorando in questo senso e la finale Under 16 di quest'anno ne dà conferma. Sicuramente, e questa è la cosa più importante, noi come comitato poniamo sempre la massima attenzione alle società e soprattutto all'attività giovanile che queste fanno. Credo che questo sia l'elemento determinante che ci permette di aver avuto e di avere anche in futuro ottimi risultati.